Sesta corsa, una prova per 4 anni, non vincitori di 45.000 euro in carriera, 6 dietro le ali della macchina, 1 Daphne JCP, Luca Lovera, 2 Diva Starlight, Roberto Vecchione, 3 Don't Touch B, Gennaro Mitrano, 4 Denise Dorian Mail, Maurizio Cheli, 5 Dylan Chris, Roberto Faticoni, 6 Demon dell'Est, Antonio Di Nardo. L'autostart stacca ed è velocissimo Demon dell'Est che scavalca tutti. Si installa il comando nei confronti di Denise Dorian Mail che scende seconda avanti a Daphne JCP. Numeri larghi che hanno preso partenza decisamente migliore rispetto a quelli all'interno. Quarta posizione per Don't Touch B che precede Diva Starlight, quindi Dylan Chris. Se ne vanno 200 metri molto veloci in 14,3. Demon dell'Est al comando nei confronti di Denise Dorian Mail. Di fuori è rimasta Don't Touch B con in scia Diva Starlight. Se ne vanno 400 metri di corsa in 33. Rallenta il ritmo all'avanguardia Antonio Di Nardo. Porta il cronometro dalla sua parte, nella sua scia rimane sempre Denise Dorian Mail, a largo Don't Touch B con in scia Diva Starlight, 600 metri in 45,3. Passaggio davanti alle tribune con all'avanguardia Demon dell'Est, di fuori Don't Touch B, alla corda sempre Denise Dorian Mail, 59,9 la metà gara, da parte del leader Demon dell'Est che prosegue in vantaggio. Nessuno per il momento lo impensierisce, chilometro in 1,14,6 per l'allievo di Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo che prosegue con una lunghezza di margine. Sposta in terza ruota Diva Starlight per aggirare Don't Touch B, il parziale di Diva Starlight che va all'attacco di Demon dell'Est, la retta opposta alle tribune in 14,5, allunga Demon dell'Est che guadagna terreno nei confronti di Denise Dorian Mail che nella sua scia, Diva Starlight che per il momento non progredisce, poi Daphne JCP che viene in mezzo alla pista a fare l'arrivo, la retta per Demon dell'Est inseguito da Denise Dorian Mail, poi Diva Starlight e Daphne JCP. Demon dell'Est che nel finale stacca e viene a vincere per il secondo posto. Daphne JCP probabilmente piega Diva Starlight e Denise Dorian Mail. 27,8 a chiudere, 1,12,9. Il successo di Demon dell'Est, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori del signor Vivaldo Estratti. Coast to Coast d'autore per il figlio di Nadal Sheba e Terra dell'Est. Bell'assunto per l'allievo di Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo che prende la testa al 6, chiude in 27,8, chiusa siderale, lascia lì gli avversari, l'unica che recupera è Daphne JCP dalla quarta posizione, finisce seconda battendo nell'ordine Diva Starlight e Denise Dorian Mail.